Buonasera e benvenuti al Tevere Roma, dove le zone alte della classifica della Serie C2 Girone B stanno per muoversi. Due squadre appaiate a 9 punti, quarta e quinta in classifica, si sfideranno per la vittoria e continuare ad inseguire il podio. La Pisana calcio a 5 in maglia rossa ospita i Dilettanti Falasche in maglia verde. Saluti di rito a centrocampo, noi ne approfittiamo per leggere la lista dei convocati con i quali mister Menini e mister Di Fazio si presentano a questo appuntamento della sesta giornata. Iniziamo dai Dilettanti Falasche. Di Fazio convoca il numero 1 Lograsso, 2 Marocchetti, Cocuzza col 3, Del Brusco col 4, 5 Petrangeli, 7 Pareschi, 8 Meschini, 9 Moncada, Comito col 13, 21 Ceci, 69 Lograsso, risponde mister Menini dall'altra parte convocando il numero 12 Bianchini che parte dalla panchina e porta Vassilvi col numero 1, poi 2 Tagliacozzo, Marcucci col 3, Melandri col 4, Squadrani 5, 6 Gizzi, 7 Simone Ridolfi, suo fratello Daniele Ridolfi gioca con la 10, 8 Carelli, 9 Mafrica, 11 Donzelli. Entrambe le squadre provengono da una vittoria nell'ultimo turno. Il tradizionale saluto della Pisana calcio a 5, così come in tutti gli altri sport dove i ragazzi della Pisana partecipano. C'è, eccola lì, campeggia in alto l'immagine di Andrea Di Lorenzo. In suo nome è stata fondata, o comunque si sono raggruppati intorno all'ambiente sportivo i ragazzi della Pisana. Tradizionale saluto, diciamo, che viene dopo una vittoria per entrambe le compagini. Nel turno precedente, il quinto, in casa della Buena Onda, ha trionfato 4-3 la Pisana calcio a 5, faticando così come quelli dei Dilettanti Falasche, che qui danno il calcio d'inizio al match e hanno battuto 2-1 l'Eagles Aprilia. Provano subito con uno strano schema che coinvolge il portiere, quelli dei Dilettanti Falasche. Il rinvio è già sul fondo, la prima impostazione della Pisana calcio a 5, subito buono il lancio sulla banda sinistra, la palla è recuperata da Petrangeli, allora Comito. Illuminazione ottima in questa gara rispetto al match scorso che vi abbiamo offerto in casa della Pisana, dove il sole dava un po' fastidio. Qui Dilettanti Falasche che lottano, c'è il gioco da terra irregolare da parte di Petrangeli, calcio di punizione assegnato alla Pisana. Partita scorsa che era stata diretta arbitralmente in maniera all'inglese, così, anche se nel calcio a 5 non ritroviamo questo riferimento geografico. È stato consentito un tenore molto muscolare la gara che è andata in scena, dove la Pisana ha battuto 8-1 quelli dell'Eagles e Aprilia, e qui probabilmente una direzione di gara diversa, più puntuale nell'assegnazione dei falli. Ridolfi appoggia indietro, dall'altro Ridolfi Simone, quindi Tagliacozzo indietro, Ridolfi la rigioca qui per Mafrica, protezione palla e si ricomincia. La tradizionale pazienza della Pisana che poi verticalizza all'improvviso, lancio troppo lungo, lo può raccogliere senza problemi Lograsso. Chiama pressing alto Mennini, i suoi giocatori lo seguono offrendo solo comunque fallo laterale. Possesso ancora Dilettanti Falasche, Del Brusco gioca in avanti, agganciato Petrangeli, sarà calcio di punizione. Calcio di punizione per la Dilettanti Falasche. Del Brusco sul punto di battuta è uno dei due migliori marcatori dei ragazzi in maglia verde con 4 reti, stesso score per Ceci che ora non è in campo.
anche i nomi sulle maglie, sarà più facile riconoscere i ragazzi della Dilettanti Falasche. Parte Moncada, si sposta all'ultimo, il compagno 2 tiri di Moncada, prima occasione per la Dilettanti Falasche, ci ha messo le mani Silvi. Calcio d'angolo Dilettanti Falasche. Pisana serragliata in area di rigore, ma il pallone viene giocato fuori. Provano a liberarsi con uno schema. All'esterno da parte di Meschini è impreciso, Del Brusco non può arrivare. Rimessa dal fondo per Silvi, che gioca titolare dopo che nella scorsa gara abbiamo visto partire dall'inizio Bianchini. Palla sulla banda destra, poi giocata con un lungo lancio in avanti dalla Pisana, rilancio che finisce da Mafrica, lotta ma Petrangeli è più lesto nel sottrargli il pallone. Comito dal centro a sinistra, Del Brusco ancora Comito, Petrangeli, scusate era Meschini, Comito, Del Brusco con un tunnel, Mafrica ha recuperato, potenziale contropiede Pisana. Lancia ancora sull'attento Del Brusco, il filtrante dentro, ha usato le braccia Ridolfi in maniera con molto mestiere, il numero 10 ha mandato fuori giri il 13 della Dilettanti Falasche che stava entrando in area di rigore. Ridolfi, Daniele Ridolfi, palla al piede, va a destra da Mafrica che restituisce, quindi Marcucci da palla e poi si getta in avanti. Scusate, era Tagliacozzo. Mafrica dietro per Simone Ridolfi da Daniele, la palla in orizzontale sbagliata, trattiene Ridolfi, l'arbitro non se ne avvede, non fischia, il calcio di punizione su Del Brusco che si lamenta vistosamente. Ci poteva stare la trattenuta di Ridolfi, bravo nel farsi cogliere in fase di fallo dal direttore di gara. Tagliacozzo, solita palla e poi parte, Mafrica non riesce a passare, fallo laterale Dilettanti Falasche, avvio di gara, forse anche per merito per colpa del freddo pungente che sta stringendo la capitana negli ultimi giorni a ritmi abbastanza bassi. Calcio di punizione fischiato alla Pisana, nel frattempo è il secondo fallo, c'è la protesta dalla porta di Lograsso, l'arbitro lo fa rientrare tra i pali. Simone Ridolfi da Tagliacozzo, sale Tagliacozzo, può giocare all'esterno per Mafrica che la protegge di corpo e va sotto le gambe di Lograsso. Mafrica, la prima palla toccata in zona offensiva, la Pisana continua a dimostrarsi cinica. 1-0. Bella giocata di Mafrica e anche fortunato nel far passare poi il pallone con un tiro sporco sotto le gambe di Lograsso, che ha sicuramente sulla coscienza parte di questa rete subita dai suoi compagni che stavano ben impostando il gioco soprattutto sulla banda sinistra, ma che devono soffrire un po' come l'Eagles Aprilia uno svantaggio prematuro qui in casa di una Pisana che sa attendere e poi partire a folate, soprattutto con i suoi uomini offensivi sempre ben appostati in avanti. Ecco ancora Mafrica dentro, il tocco sotto da parte di Simone Ridolfi, occasione per il 2-0. Daniele, eccolo Daniele, qua a destra già. Segui. Lograsso, a lungo lancio dove stacca indisturbato Tagliacozzo. Mafrica attende rinforzi, poi prova ad andare da solo, sbatte contro il muro, posto da Moncada che se l'allunga. Simone Ridolfi, calcio di punizione Pisana, è il terzo. Mafrica, palla rigiocata indietro a Ridolfi, un piccolo battibecco con qualche compagno che non aveva gradito il movimento di prima del 9, che per adesso ha però ragione, almeno nel tabellino dei marcatori, dato che l'1-0 è firmato da lui. Va a riprendersi palla, stavolta dalla fascia opposta, e guadagna fallo laterale. Insieme anche ai complimenti di Mennini per questo buon inizio di gara. Molto deciso Mafrica, Tagliacozzo, gira palla la Pisana, Daniele Ridolfi, Mafrica si è allargato, offre sempre appoggio allora Ridolfi per Simone Ridolfi dall'altra parte, Daniele attende da ultimo, Mafrica s'abbassa, rigioca su Daniele Ridolfi, paziente la Pisana, schierati dietro quelli della Dilettanti Falasche. Simone Ridolfi, gran dribbling centrale, la palla è allargata su Mafrica, non si intendono i due in profondità. Mafrica, palla giocata dietro da Simone Ridolfi. Pareschi, da fallo laterale, regala palla a Tagliacozzo, Tagliacozzo si imbola
E poi, dopo la deviazione di Lograsso, arriva la rete non sappiamo quanto volontaria da parte di Daniele Ridolfi. Quello che conta è il 2-0 della Pisana. Bravo, Memi. Si è fatto male però il Comito nell'azione che ha portato al 2-0. Speriamo nulla di grave. Per Comito aveva iniziato molto bene la gara. Vediamo un rigonfiamento da qui, si è spostato il parastinco all'altezza della caviglia sinistra. Dal replay saremo in grado di vedere. E va immobilizzato Comito in qualche modo. E viene portato fuori a braccia. Ha messo giù malissimo la caviglia. Tegola per la Dilettanti Falasche. Sull'azione dello 0-2 si è fatto anche male Comito. Ha messo male la caviglia sinistra, dicevamo, speriamo solo una piccola distorsione. Sicuramente per ora non è in grado di proseguire, va a sedersi in panchina, attenderà l'intervento dei massaggiatori o dei sanitari della Dilettanti Falasche, che si ritrovano dopo nemmeno 10 minuti qui al Tevere Roma sotto 2-0 nella sesta giornata di Serie C2 Girone B. È una sfida tra squadre pari in classifica e molto vicine anche per quanto riguarda sia il rendimento generale che la differenza reti. Segna di meno e subisce quasi gli stessi gol la squadra della Dilettanti Falasche. Ha fatto 21 gol e ne ha subiti 11 a differenza dei 10 degli avversari. Una Pisana calcio a 5 che continua ad essere attenta in difesa. I due Ridolfi guidano la retroguardia. Moncada ha allargato, provano i verdi con un buono scambio. Cocuzza poi perde contatto con la sfera. Allora Simone Ridolfi da Daniele, che si offre sempre come appoggio al fratello lì a destra, rinvia, rischia, ma è rimessa dal fondo per Silvi. Ha visto il movimento di Mafrica. Tagliacozzo scambia con un compagno, poi va in verticale. Mafrica si era mosso incontro, la palla è andata al lato. Lascialo primo Daniele, lascialo! Si chiudono in un imbuto i verdi, conquistano comunque un fallo laterale. Simone, alla prossima! Memi, alla prossima! Fallo laterale che secondo l'arbitro va ribattuto perché sono stati guadagnati parecchi metri dalla Dilettanti Falasche. Ecco qui la battuta con Moncada che riesce ad andarsene, è rimontato da Ridolfi, ottimo ancora, poi Scucchiaia rischiando, deve intervenire Simone Ridolfi, allora Moncada, il mancino deviato, palla alta, grosso rischio preso da Daniele Ridolfi, si arrabbia Silvi infatti. Calcio d'angolo battuto indietro, lo stop e il tiro di Del Brusco che va alto sulla traversa, il miglior marcatore della Dilettanti Falasche, il numero 4 con 4 reti. È lui che sta provando a porre i pericoli maggiori alla porta di Silvi, che per ora non è dovuto ancora intervenire. Melandri, di nuovo Melandri, Tagliacozzo, Meschini in pressing, parte Daniele Ridolfi, non lo fermano, va col destro, alla fine giunge l'intervento da parte di Meschini. Ultimo baluardo di una difesa della Dilettanti Falasche che si era pericolosamente aperta. Daniele Ridolfi fai uscire lui! Appoggia a Tagliacozzo, altro fallo laterale dopo il pallone sulla schiena dell'avversario. Ancora Tagliacozzo, stavolta contro Lograsso a due mani, respinge. La Pisana rimane col baricentro alto, la palla è ancora dei ragazzi di Mennini. Daniele Ridolfi detta il passaggio Mafrica dall'altra parte, utile anche nel primo palleggio. Daniele Ridolfi ancora, può usare il compasso, Moncada intercetta, poi sale il neoentrato Melandri, è fresco, costringe a un rilancio senza guardare gli avversari. Ridolfi, tambureggiante la Pisana in questo avvio. Tagliacozzo, Melandri, ancora Tagliacozzo, Melandri,
Mafrica, Tagliacozzo al lancio in avanti, palla dietro, palla avanti, che stavolta non funziona, non aveva completato la sovrapposizione Tagliacozzo, che qui però recupera ancora. Carelli, il miglior marcatore della Pisana Calcio a 5 con 7 reti, 2 gol davanti ad Alessandro Marcucci. Tenta un dribbling dove non si poteva Melandri nel frattempo. Marcucci che attende di entrare naturalmente per raggiungere Carelli in cima ai top scorer della Pisana. Carelli fa iniziare una grande azione, poi che non riesce a concludere in porta Melandri. Lancio in avanti, Tagliacozzo all'indietro di testa rischiando qualcosa, ma Silvi carpisce il pallone. Daniele Ridolfi, Melandri, ecco entrare Marcucci. 5 reti per il numero 3 nelle prime 6 giornate di campionato. Ridolfi da Marcucci, ancora a sinistra. Sale Melandri. Melandri, una buona giocata nello stretto, l'appoggio a Carelli. Carelli con la suola, poi ricomincia Daniele Ridolfi, manda fuori giri Moncada, torna da Marcucci. Melandri. Marcucci in verticale, taglia tutto il campo, dove attende Carelli che riesce a tenerla dentro la linea, da indietro, ancora a Marcucci, ecco Melandri. Ragnatela di passaggi della Pisana, Daniele Ridolfi giunge da dietro, Carelli stoppa, poi palleggia, in scivolata torna indietro, corrono a vuoto quelli della Dilettanti Falasche, fino al calcio di punizione guadagnato da un ottimo Daniele Ridolfi, ed è il quarto fallo. 14 minuti sul cronometro del direttore di gara, 4 già i falli portati a casa dalla Pisana. Marcucci da Melandri che stava conversando con Mennini, importanti indicazioni per concludere le azioni in sovrapposizione della Pisana, che non sempre riesce per ora a tradurre l'amore di gioco poi in tiri in porta, anche se oltre al 2-0 sono arrivate anche altre 2 occasioni almeno che hanno fatto tremare lo grasso. Qui Carelli col tacco fa correre Melandri, ma la sfera ha varcato la linea, anche l'arbitro era proprio lì, difficile veder male. Fallo laterale battuto, palla indietro, la rinvia Meschini contro un avversario, quindi Cocuzza ancora. Chiede la distanza, rettifica la posizione del pallone, vuole qualcuno incontro, poi da Meschini che gioca in verticale, a gioco facile la Pisana, Marcucci, Ridolfi, Melandri. Arriva Marcucci a dare una mano, Melandri lo vede, ma vuole andare comunque dentro da Carelli. La corrente Marcucci ancora da Carelli. Ridolfi sempre da ultimo. Giostra i palloni in prima impostazione della Pisana ed è preciso, attento, pratico, gioca semplice. Melandri usa il fisico Marcucci per aprire l'azione sulla banda sinistra dove attende Carelli, prova l'imbeccata, palla recuperata, poi Ridolfi con caviglia rigida, va dall'altra parte, grande occasione per Marcucci, ancora Ridolfi. Sarà rimessa dal fondo per la Dilettanti Falasche. Si conclude un paio di minuti di possesso della Pisana Calcio 5 con un'azione comunque pericolosa. Marcucci a chiudere in fallo laterale sulla scalata lunga di Moncada. Cocuzza, arriva Meschini, c'è Ceci, anche per lui come per Lobrusco. 4 gol. Moncada, Silvi con un piede, Carelli, Ridolfi, pressato da dietro, fallo laterale. Ridolfi che prende il fratino perché al suo posto entra Donzelli, che batte non esattamente sulla linea, l'arbitro dall'altra parte non se ne può accorgere. Melandri lunghissimo da Donzelli, appena entrato, subito l'intervento di Lograsso su di lui. Girati e stai, girati e stai, girati e stai. Pisana molto decisa a cambiare banda anche in zona offensiva. Fanno male per ora i lunghi inserimenti dei giocatori che vengono da dietro. Marcucci, Carelli che ama essere servito negli spazi lunghi in contropiede, ora si trova una difesa schierata davanti e funge da pivot. Donzelli, Marcucci,
Melandri da Marcucci, anche Silvi chiamato in causa. Il rinvio mancino, spiove, tocco con la testa, calcio d'angolo. Anzi, sarà fallo laterale in zona offensiva. Vuole comunque lo schema da corner Marcucci. L'arbitro fa sedere gli allenatori, fa sedere tutti tranne gli allenatori naturalmente. De Fazio e Mennini, unici qualificati a poter stare in piedi per non creare confusione qui sulla fascia sottostante la nostra postazione. Fiscalissimo il direttore di gara che con uno sguardo truce fa sedere tutti. Fallo laterale, dentro secco, attenzione, arrivava da dietro Melandri, hanno calciato poi per rinviare quelli della Dilettanti Falasche, a cui forse servirebbe un time out per riorganizzare idee e gioco. Ne stiamo vedendo poco da parte dei ragazzi di Fazio. Marcucci da Donzelli, Pisana in controllo, Melandri, Donzelli, cambiano gli interpreti, ma gioca bene la Pisana, anche se qui Donzelli ci smentisce. Moncada, lo spazio non c'è, Cocuzza rischia tanto, Moncada forse la tiene dentro, è pressato, se ne va, ed ecco il calcio di punizione per la Dilettanti Falasche, dovrebbe essere il secondo. Signore, ci può dire i falli quanti sono aggiornati? 3-2? 4-2? Grazie. Stringi un po' Luca, stringi e poi esci. Prima stretto, ok, poi esci, stretto ancora Luca. Luca, verso Melandri, Luca, verso Melandri, verso Melandri, non indietro. Molto duro l'arbitro qui, Meschini a destra, la controlla e la rigioca indietro Cici, mettendo un po' in difficoltà il compagno. Cocuzza sulla pressione, finisce per toccare Docile in fallo laterale. Eccolo il sole che spunta. Marcucci, Donzelli, ancora da Marcucci, Donzelli rimane a terra, forse fallo cumulativo che verrà dato dopo. Marcucci poi sbatte contro un muro di 3 uomini, Meschini, e l'ha messa fuori Melandri. Cocuzza, Meschini, Moncada, col mancino dall'altra parte Moncada, Cocuzza mal controlla, ma l'ultimo tocco è di Marcucci. Quindi rimessa laterale per la Dilettanti Falasche che mette il naso fuori dalla zona difensiva. È una delle prime volte che i ragazzi in maglia verde si affacciano nella tre quarti difensiva della Pisana, calcio a 5, che allunga ancora bene il campo con Carelli, ha provato la gran giocata, ma Meschini d'esperienza la contiene sino alla rimessa dal fondo che verrà operata da Lograsso. Il lungo lancio di Lograsso di testa da quest'altro lato è stato bravissimo Silvi, quindi ancora Pisana, Carelli sulla banda sinistra, ha problemi a tenerla in campo e tramuta il possesso in un fallo laterale. Luca quello che batte, Luca quello che batte. Sali quello che tirato. Basta. Il lungo lancio di Lograsso, grida Silvi per mettere paura anche all'avversario. Rimani alto. Silvi evidentemente con un passato nel calcio a 11, perché qui la palla era molto alta, ha gridato per mettere paura all'avversario, qui il rinvio è elusivo. Allora Carelli, Meschini recupera, la Pisana ha abbassato il ritmo, anche il baricentro. Allora eccoli quelli della Dilettanti Falasche, almeno fino all'intervento risolutivo di Marcucci. Ancora Marcucci, secco sempre sulla palla, molto deciso il numero 3. Palla giocata direttamente dentro, c'è la deviazione di Melandri, altro fallo laterale per la Dilettanti Falasche. È pronto ad entrare Tagliacozzo, ma al prossimo possesso Pisana sarà time out. Del Brusco rischia tanto, allora Carelli che la tiene in campo, doppio dribbling, è un po' spinto Carelli in questo avvio. Meschini, si muovono
gli avanti della Dilettanti Falasche, ed è un calcio di punizione, quello conquistato qui sotto la nostra postazione da Moncada. No, scusate, era Del Brusco naturalmente. Del Brusco. Aspetta, signore, lei. Si largo. Aspetta, Ale, Gianlu, prima dentro poi esci, Marcucci prima dentro, poi uscire. Scesi di prima! Scesi di prima! Di Fazio chiama uno schema dalla panchina. Del Brusco in verticale dentro il tocco, Cocuzza. Time out, Pisana calcio a 5. Mancano un paio di minuti al termine della prima frazione di Pisana calcio a 5, Dilettanti Falasche, la sesta giornata del girone B. I ragazzi di Mennini sono avanti 2-0 in virtù delle reti maturate in avvio di gara. Dilettanti Falasche che da qualche minuto si sono affacciati più prepotentemente dalle parti di Silvi, non costringendolo comunque praticamente mai ad interventi a salvataggio della sua porta, per ora immacolata. Tagliacozzo, il lungo inserimento di Squadrini, palla sul fondo. La gara era iniziata a ritmi bassi, ritmi che si sono alzati con la Pisana che ha messo a segno 2 reti con gran cinismo, salvo poi ritrarsi nella propria metà campo commettendo qualche fallo di troppo, come in questo caso Marcucci. Marco, va più in centro. Di Fazio chiama uno schema del Brusco che va secco in porta alla sinistra del palo difeso da Silvi, palla larga. Attendiamo tra una trentina di secondi la segnalazione del recupero da parte del direttore di gara, che ha arbitrato molto bene una partita comunque semplice, data la gran correttezza messa in moto dai protagonisti in campo. Azione in verticale della Dilettanti Falasche, il cross è deviato, sarà calcio d'angolo. Scesi, fai tu un movimento. Del Bru, vai a battere. Marco! Scesi! Del Brusco, come in tutte le situazioni da fermo della Dilettanti Falasche, gioca dietro Moncada, battuta malissimo. Questa rimessa da calcio d'angolo, è regalata la rimessa alla Pisana, tanto da rivedere nella Dilettanti Falasche. Non bene in questo primo tempo, Squadrani, scusate, finisce per portarsela fuori. Cocuzza non pressa come vorrebbe Mennini Carelli, che infatti viene richiamato. Qui Ceci, buon gioco di gambe di Ceci, che libera il destro, comunque lontano dai pali. Carelli, l'appoggio lungo da Squadrani, stavolta viene applaudito dal compagno Carelli. Alla prossima. Scesi, alto, prima scarica, vai! Tagliacozzo da Marcucci, quindi Squadrani. Di nuovo Marcucci gestisce uno degli ultimi possessi della prima frazione, la Pisana calcio a 5. Non passa Carelli, che poi rincorre l'avversario, che è costretto a rilanciare. Silvi, solito rinvio mancino, colpo di testa a liberar fuori. Squadrani, Marcucci, è rientrato Daniele Ridolfi, eccolo che mette il turbo immediatamente. Ridolfi prova a saltare anche il portiere, che interviene in uscita in scivolata, Lo Grasso. Ridolfi è appena entrato, ha provato a strappare la fine del primo tempo. Tagliacozzo, Marcucci sale, è trattenuto, entra in area Marcucci che resiste, e Squadrani attendeva lì lesto come un rapace a metterla dentro. Il mancino del 3-0 della Pisana in chiusura del primo tempo.
E certo che probabilmente poteva fischiar fallo l'arbitro sulla trattenuta operata ai danni di Marcucci, ma bravo ancora una volta il direttore di gara a far proseguire l'azione e ad attendere poi lo svolgimento con Squadrani, galvanizzato dal gol, che recupera immediatamente, scivolata secca su Squadrani che rimane in piedi, poi prova un cucchiaio. Non dà fallo l'arbitro, sta per terminare il primo tempo, ma è già a 4 falli la Dilettanti Falasche, se non 5. Tagliacozzo anticipa, palleggia, poi gioca dietro, Ridolfi l'ha messa fuori. Proteste di Moncada, cartellino giallo per lui. Squadrani, sali Marco, centrale, sali. Quello che batte, Daniele. Proseguono le proteste, attenzione, no, solo giallo per Moncada. Penso io. Ragazzi, basta. Simone basta. Lascia il primo. Fermo, ma. Esci Ale. Ok, fermo. Lasciate portieri. Ok. Lo Grasso. Moncada. Meschini. Rasoterra. Marcucci ancora una volta, ma aiutandosi con un braccio in fase di partenza. È il quinto fallo della Pisana Calcio a 5 che aveva cominciato incamerandone tanti subiti, ma mano a mano, anche per come si è messa la partita sotto il punto di vista del punteggio, l'iniziativa è stata lasciata un po' alla Dilettanti Falasche, che però per ora a casa ha portato solo tante punizioni. Squadrani attende sul dischetto, Ridolfi invece in barriera, la battuta di Moncada. La rincorsa lunga di Moncada che va secco in porta, alzando un tiro inguardabile. Tagliacozzo, vuole più pressione di Fazio. Mennini chiama calma, Marcucci gestisce. Tagliacozzo, Ridolfi, Marcucci. Non deve perdere palla la Pisana che già ha 5 falli. Marcucci morbido da Squadrani, che è entrato davvero bene in gara, converge ancora cercando un calcio di punizione, non lo subisce, allora Moncada se ne va e calcia. C'è una deviazione, calcio d'angolo. Botti qua, Marco, passagli sopra. Ehi, di là, Bocchi vai sulla fascia, Bocchi per rientrare, vai. Situazioni offensive che la Dilettanti Falasche sta iniziando a produrre, ma è davvero inspiegabile come vengano battuti questi calci d'angolo, dove per la seconda volta Del Brusco gioca davvero male e da calcio d'angolo a favore tramuta l'azione in un fallo laterale contro. Qui lo batterà Daniele Ridolfi. Simone si è riseduto in panchina dopo i primi sfavillanti minuti. Marcucci, Ridolfi. L'autore del gol del 2-0, il numero 10, che ora rientra in possesso di palla e lancia. La sfera ha varcato la linea di delimitazione laterale qui sulla fascia difensiva di destra, sulla banda, scusate, difensiva di destra della Pisana, quindi rimessa a Dilettanti Falasche. Moncada, cade a terra un uomo, Moncada non se ne avvede e calcia lo stesso. Marcucci rinvia, poi si addormentano i verdi, in particolare Cocuzza. Tagliacozzo, palla giocata dietro, Moncada dribbla, Moncada calcia. Funziona ancora una volta il muro della Pisana Calcio 5 che non ha concesso praticamente nulla per tutto il primo tempo. Fabio, veloce! Del Brusco, Meschini, Moncada prova a girarsi quando il duplice fischio del direttore di gara mette fine a un primo tempo a senso unico. La Pisana Calcio a 5 conduce 3-0 contro la Dilettanti Falasche. Tutto pronto per la ripresa delle ostilità. Siamo al Tevere Roma, la Pisana Calcio a 5 sta conducendo per 3-0 sulla Dilettanti Falasche. Ragazzi in maglia rossa che stanno per dare il via al secondo tempo della sesta giornata, girone B di Serie C2. Ragazzi in maglia verde dall'altra parte che non ci hanno fatto vedere sicuramente una gran prima frazione. Di Fazio si sarà fatto sentire negli spogliatoi, soprattutto perché parliamo di due pari classifica che con 3 vittorie e 2 sconfitte ciascuna campeggiano al quarto e al quinto posto rispettivamente, se parliamo di Pisana e Dilettanti Falasche, in una classifica dove le prime 3 vogliono sicuramente fuggire e chi riuscirà a vincere questa gara probabilmente si candiderà come inseguitrice di lusso delle prime squadre. Vediamo qui sulla panchina delle Dilettanti Falasche con una copiosa bendatura e con del ghiaccio solido
il giocatore Comito, che si è infortunato nel corso della prima frazione al momento della segnatura del 2-0 da parte di Ridolfi della Pisana, e ragazzi di Mennini che hanno controllato abbastanza agevolmente molte fasi di gioco qui al Tevere Roma, che soltanto sul finale hanno tremato, ma manco troppo, perché quelli della Dilettanti Falasche non hanno prodotto occasioni pericolosissime per un Silvi che verosimilmente potrebbe anche lasciare il posto nel secondo tempo qualora si mettessero ancora meglio le cose per i rossi a Bianchini, che è stato ottimo estremo difensore della Pisana nell'ultima gara che abbiamo visto qui in casa contro l'Eagles Aprilia. Qui è saltato a vuoto Mafrica, il ragazzo in maglia numero 9 che ha sbloccato la gara, che ha giocato da pivot in maniera eccelsa nei primi 10 minuti, aprendo di fatto la scatola difensiva di Fazio, che ha dato sicuramente indicazioni di arrembaggio ai suoi, abbastanza timidi nella prima frazione. Qui invece è già capace di conquistare un calcio di punizione. Ci si porta Del Brusco, crediamo è il battitore di tutti i calci da fermo della Dilettanti Falasche, è il miglior marcatore assieme a Marco Ceci, che è maglia numero 21 invece attende in panchina per i ragazzi di Fazio. Del Brusco che ha battuto malissimo un paio di calci d'angolo nel corso del primo tempo. Qui vuole sicuramente riscattarsi, parte lui, tira secco, c'è una deviazione, l'arbitro la sente, calcio d'angolo infatti. Era caduto da solo Simone Ridolfi dall'altra parte. Meschini batte dietro, regala palla a Mafrica, la recupera Moncada che scheggia l'incrocio dei pali. È certo che ha cominciato con un altro piglio la ripresa la squadra della Dilettanti Falasche, che veniva qui al Tevere Roma per far vedere buona parte dei motivi che l'hanno portata a giocarsi questa gara, la pari classifica della Pisana Calcio a 5 qui nel girone B di Serie C2, molto livellato in alto. Mafrica col tacco, Simone Ridolfi non può arrivare, allora già Meschini pressa l'altro Ridolfi, Daniele la spizza con il piede, chiude definitivamente Tagliacozzo, guadagnando anche fallo laterale. Anche Di Fazio sembra voler accompagnare in campo i movimenti dei suoi giocatori, cammina come un forsennato qui sotto la nostra postazione cercando di guidarli, manco avesse un joystick in mano. Qui Moncada ha conquistato un buon calcio di punizione. Dai. Capitano Lograsso non protesta, Cucuzza in verticale. Dal fondo il cross, libera la Pisana Calcio 5 che può spingere il contropiede con Mafrica, la chiusura dell'altro numero 9 Moncada. Gioca di rimessa ora la Pisana, perché la Dilettanti Falasche occupa bene tutte le zone del campo in attacco. Daniele Ridolfi prova a saltare un uomo in dribbling, arriva a salvarlo Simone Ridolfi che rimane lì in zona. La pressione buona era stata da parte di Petrangeli. Qui Meschini non ha problemi nell'anticipare Mafrica. Moncada, ancora Meschini, quindi Cucuzza non passa, Tagliacozzo tra i più attenti dei suoi. Mafrica, il surplus, poi si ferma, la dà sull'esterno, non c'è nessuno ad accompagnare l'azione del pivot della Pisana. Mennini si inalbera per questo avvio naif della Pisana Calcio a 5. Moncada, pressato da Ridolfi, Veronica di Moncada che si gira ancora una volta, l'arbitro non fischia, proteste dalla panchina. Cucuzza agganciato, in questo caso il giocatore della Dilettanti Falasche, calcio di punizione, cartellino giallo addirittura per Simone Ridolfi. Era stato buono il movimento di Petrangeli a liberarsi, gambe incrociate con l'avversario, fallo da dietro, arbitro molto fiscale qui col giallo. È stato 10 secondi con la palla. Meschini, più basso. Meschini, più basso. Vieni. Parte Moncada,
Secco in porta, il salvataggio sulla linea di Tagliacozzo. Petrangeli dentro, se la ritrova tra le braccia e Silvi in collaborazione con la chiusura di Daniele Ridolfi. Simone Ridolfi da Tagliacozzo. Pisana che sembra rischiare però più del primo tempo. Qui se ne va Daniele Ridolfi. Si prende intelligentemente un calcio di punizione da una situazione abbastanza rischiosa. Tagliacozzo. Ecco Marcucci. Quindi Daniele Ridolfi. Di nuovo indietro da Marcucci che gli rende palla lateralmente. Accorre Tagliacozzo, ma Ridolfi sceglie la soluzione lunga che è Mafrica. Lo stop del 9 che è solo, deve inventarsi qualcosa, ma Meschini lo chiude senza problemi. Va da Cocuzza, quindi Petrangeli, scivolano meglio quelli di Di Fazio. In questo secondo tempo sembrano avere più voglia di rimontare. Moncada infatti, ecco la prima parata vera di Lograsso. Pedro sta in mezzo. Dal calcio d'angolo lo stesso Moncada, fuori. È lui a controllare. E va col mancino, ancora Moncada, senza tocco di Silvi, che guarda in maniera colpevole l'arbitro che non dà il calcio d'angolo. Silvi ha già rinviato, ma molto male dall'altra parte, non sa che pesci prendere Mafrica. Marcucci in spaccata aerea, non la raggiunge Ridolfi. Allora Meschini, proprio qui sotto. Il pallone passa, Marcucci ha usato furbescamente le mani, con mestiere, non eccessivamente, non c'è fallo per l'intervento su Petrangeli. Quindi Silvi, il suo rinvio, Mafrica. Mafrica protegge, fa salire i compagni da fallo laterale Daniele Ridolfi, ancora Mafrica, Tagliacozzo, Marcucci, di nuovo Tagliacozzo, a destra Mafrica, prova ad andarsene, polveri bagnate per il centravanti. Ceci, spalle ai compagni, si gira splendidamente, lo fa andando da Moncada, che si ferma, ancora un'altra finta, Moncada contro Marcucci, di nuovo il numero 9, prova a controllarla, ha 3 uomini intorno, inventa dove Daniele Ridolfi però attendeva per far ripartire, Mafrica quindi Marcucci, la palla in profondità che funziona, allora Mafrica, l'appoggio splendido contropiede della Pisana, poi palla troppo lunga di Mafrica, Tagliacozzo che se ne va, fuori dalla nostra inquadratura, un calcio di punizione. Ed anche un cartellino giallo sacrosanto su Meschini. Chiede il cambio Tagliacozzo che vuole rifiatare. Esce al suo posto Donzelli, che era entrato bene nel primo tempo, creandosi subito una palla gol. Non si tratta di Donzelli ma di Gizzi, ex under dell'Olympus. Punizione Pisana, calcio a 5. La battuta morbida, fuori Marcucci, prima stoppa e poi calcia sull'esterno della rete. Cocuzza, Ridolfi lì nei pressi, attento nel pressare, poi tunnel di Ridolfi. La palla era passata molto oltre, ci sarebbe potuto essere anche il fallo di Cocuzza. È salita di nuovo in pressione la Pisana, sembra avere nuove energie fresche da mettere per sferzare i dilettanti di Falasche, così come fatto nel primo tempo. Marcucci, Ridolfi rischia tanto, Moncada la tiene dentro secondo l'arbitro, allora può involarsi convergendo sul destro, poi incespica sul pallone, quindi Mafrica va da Gizzi che corre velocissimo, il piede di un grande intervento di Lograsso. Ridolfi da Gizzi che deve spezzare il fiato, lo fa cercando di andare da Mafrica, controlla, palleggia, Mafrica, il tocco col braccio di Cocuzza, calcio di punizione Pisana. Marcucci in barriera, Marcucci in barriera.
Barriera a 1 più Marcucci a togliere la visuale allo grasso. Daniele Ridolfi. Mafrica, palla di ritorno a Ridolfi, ancora Mafrica, cucchiaio in faccia a Meschini, che alza il pallone per il contropiede, che Silvi fa spegnere in rimessa dal fondo però. Siamo già oltre l'11° minuto di questo secondo tempo. È 3-0 per una Pisana Calcio 5 che ha sofferto un po' in apertura di ripresa, poi ha rialzato ritmi, baricentro e gestione del possesso in fatto di tecnica, riuscendo per ora ad eludere i tanti tentativi di una Dilettanti Falasche trasformata rispetto al primo tempo. Davvero pessimo giocato da quelli in maglia verde, che ora invece hanno voglia, soprattutto con Moncada, ancora bravo il numero 9, a conquistarsi un fallo laterale, poi un fallo cumulativo. È punizione infatti, non fallo laterale, l'arbitro è lì. No, ma non conta la distanza, allora è fallo laterale. Cici. Calcia secco, quindi para Silvi. Mafrica, rimontato da dietro. Appoggia indietro, Marcucci su Ridolfi. L'intervento su Mafrica, che ha sbracciato, cartellino rosso per il numero 9. Nani, può sbagliare pure lui, calma. Marco, vieni qua, Marco. No, Daniele, gestisci la difesa. Uno dietro e due davanti. Dai, raga, dai. Superiorità numerica per 5 minuti. Ora, per la Dilettanti Falasche. È il quinto fallo, tra l'altro, della Pisana Calcio a 5. In un secondo tempo che ora potrebbe cambiar vento. Inferiorità numerica per quelli di Mennini. E attaccano e come quelli della Dilettanti Falasche con Moncada. La palla non passa, grandissimo intervento qui in due tempi da parte di Silvi. Marcucci lancia lungo su Gizzi, facilmente anticipato. Allora ancora Moncada, la porta, Moncada è scivolata, Marcucci, arbitro chiede il fallo di mano, la palla invece va in fallo laterale, che è anche per la Pisana. Gizzi manda via Moncada, grandi proteste in campo, tutta la panchina della Pisana in piedi, arriva l'arbitro a calmare la situazione con gesti chiari e netti, fa accomodare mister Mennini anche in panchina, che continua a discutere con Moncada, Di Fazio in mezzo a dirimere la questione. Il capitano, anche il portiere della Dilettanti Falasche Lo Grasso, giunge ora per far terminare la disputa, nata per un intervento in scivolata di Marcucci che forse ha toccato col braccio. La palla poi è andata in fallo laterale, ha segnato la Pisana. C'è un po' di tensione, sicuramente tempo che andrà recuperato sul finale di gara. Basta così. Arbitro di poche parole ma molto efficace. Indicazioni per Marcucci. E tempo che tra l'altro scorre con la Pisana in inferiorità numerica. E a breve sarà possibile ristabilire il 5 contro 5. Gizzi su Marcucci. La va a coprire sul proprio angolo Marcucci. Arrivano in due, Moncada, Gizzi. Non battere tu, Monchi! Batte Meschini. Il fallo laterale. Moncada. Difende naturalmente con tutti e tre gli uomini la Pisana. Moncada. Del Brusco, ancora Moncada, cerca lo spazio per il tiro, doppia deviazione con la pancia a Marcucci, nettamente. Allora Gizzi che può addirittura correre in contropiede, vuole nasconderla da quest'altro lato, Marcucci che si prende calcio d'angolo e anche i complimenti della sua panchina. Può rientrare il quinto, entra Carelli, parità numerica ristabilita. Pisana che è riuscita nella missione di far giocare davvero poco del tempo in inferiorità numerica. Tra proteste e protezione del pallone, tanta furbizia, capacità di stare in campo per quelli di Mennini,
che non hanno subito occasioni, anche se qui rischiano, deve correre indietro Ridolfi, lo fa Ceci, ma c'è un grande intervento in scivolata di Daniele Ridolfi. Ancora Daniele Ridolfi, Marcucci, Ridolfi, in verticale Carelli, che ora gioca sicuramente da attaccante centrale fisso, con l'uscita per espulsione di Mafrica, che era stato tra i migliori in campo e che conclude anzitempo la sua gara per aver smanacciato su un avversario. Lo rivedremo poi naturalmente negli highlights e nella gara integrale l'episodio. Marcucci, Gizzi, materiale sicuramente per la Moiola, il materiale soprattutto che mancherà è quello tecnico alla Pisana Calcio 5, che è senza il suo bomber titolare. Andrà a far visita alla Spinacetto 70 nel prossimo turno. Penta Pomezia è ancora in trasferta per quelli della Dilettanti Falasche invece. Gizzi, Ridolfi retrocede Marcucci, Ridolfi invece lancia, Carelli non riesce, deve far scorrere, unico giocatore in campo con i guantini neri. Carelli, Meschini, Ceci la lascia passare, la va ad aggredire ancora una volta, bene Silvi. Meschini, Ceci, gran giocata, elastico nello stretto, poi Carelli, va giù, non c'è fallo, allora Meschini, Carelli prova ad intervenire, fa sbagliare Meschini, fallo laterale. Oltre il 16° minuto nel secondo tempo, ma ci sarà da recuperare sia per l'espulsione di Mafrica che per una piccola discussione che prima ha interessato entrambe le panchine, con Carelli che solo contro tutti la gioca di suola indietro, poi c'è un assist e Cici interviene. Pisana che non ha creato molto nel secondo tempo, a differenza delle Dilettanti Falasche, che qui attacca e riesce ad ancora andare al tiro, ma Silvi è perfetto nelle sue uscite. Non ha chiamato la distanza in questo caso Moncada e quindi palla battuta contro Ridolfi, anzi era del Brusco, continuiamo a confonderli. Veronica ottima di Ceci, doppia Veronica, entra in area, l'intervento sul pallone, poi Petrangelin, spaccata la gran parata di Silvi. Carelli poi in contropiede, prova ad andare solo contro tutti ma non può superare anche Meschini, non la tiene in campo poi del Brusco. Partita che con qualche linea di stanchezza, come è normale che sia, dato anche il gran freddo che sta avvolgendo la capitale, comincia a diventare molto interessante, anche se sotto il profilo del punteggio si resta ancora quel parziale con il quale si è chiusa la prima frazione, vale a dire il 3-0 per la Pisana. Qui Gizzi lotta bene, altri applausi dalla panchina per lui. Palla in fallo laterale, Meschini, la giocata malissimo, con fretta su del Brusco. Fallo laterale Pisana, naturalmente si prende tutto il tempo per batterlo. Marcucci, Tagliacozzo è rientrato dopo una breve pausa ossigeno. Ridolfi, la domestica Carelli, che poi se ne va con un buon sombrero, e attento Meschini. Ridolfi, doppia solata, gran giocata qui sotto su Ceci, e poi rientra in possesso il metronomo della Pisana Calcio a 5. Ecco ancora Daniele Ridolfi, che stavolta se la allunga, chiede scusa a tutti, soprattutto a Carelli che aveva dettato il movimento lateralmente. Cucuzza alza la testa, vuole a destra a Ceci, prima travolgente con una doppia Veronica. Del Brusco, male del Brusco, Ridolfi la recupera, Daniele Ridolfi sull'uscita, il tocco morbidissimo, può solo toccarla, lo grasso è il 4-0 della Pisana Calcio a 5, gran gol di Daniele Ridolfi. È la doppietta del numero 10, che gioca una gara convincente, sia assieme a Simone che senza, sia in difesa che in attacco. Ora va a prendersi anche lui, ossigeno in panchina, entra Melandri al suo posto. Petrangeli su Ceci, è stato uno degli ultimi ad arrendersi, ha voluto crederci fino alla fine e ora è durissima per la Dilettanti Falasche, che ha prodotto occasioni in questa seconda frazione.
ma ha sbattuto quasi sempre contro un Silvi praticamente perfetto oggi. Ceci, Cucuzza, Del Brusco, sfida Marcucci, ma va ancora contro l'attento Silvi sul primo palo. Sarà calcio d'angolo. È battuto a pescare Ceci dalla media distanza. Le sue finte. È molto bravo Ceci, che poi trova il colpo di testa di un compagno. Si perde la palla Silvi sulla linea Marcucci. L'ha recuperata Del Brusco. Vogliono crederci quelli di Fazio. Ceci la gioca in area. Pietrangeli, escono quelli della Pisana. Fino al calcio dalla distanza del numero 4 Del Brusco. Sarà calcio d'angolo. C'è stata una deviazione. Da qui non l'abbiamo vista, ma l'arbitro era in zona. Non protestano nemmeno quelli della Pisana. Cucuzza, Ceci dentro, secco però il calcio alto di Cucuzza. Ha provato l'inserimento, il 21 della Dilettanti Falasche, palla fuori. Melandri, da Silvi, sinistro preciso, non abbastanza per incontrare Carelli che stava retrocedendo. Qui Del Brusco. Salta Cucuzza col passaggio andando da Ceci. Eccolo ora il numero 3 che va da Pietrangeli. Rotazione che funziona ora, quella della Dilettanti Falasche. Le solite finte di Ceci. Calcio d'angolo. Ceci da corner, da fuori a Del Brusco. I due migliori marcatori della Dilettanti Falasche, entrambi con 4 reti ciascuno, provano a dialogare in questa fase finale della gara. Marco Ceci. Melandri gli si para di fronte, quindi è costretto ad andare da Del Brusco, che è anche l'ultimo a toccare, sfortunato nella carambola su Marcucci. Lo stesso Marcucci batte. Tagliacozzo, quindi Melandri. Lungo lancio, Ceci controlla in qualche modo, va dall'altra parte, ma sembrano aver staccato la testa dal campo quelli della Dilettanti Falasche. Marcucci, Tagliacozzo, Melandri. Ha ruotato bene gli uomini e le energie sono state spese a dovere dalla Pisana, che qui però deve contenere. Cucuzza ancora impreciso, Pietrangeli in decisione con Del Brusco in surplus. Del Brusco, Ceci, altro doppio passo e stavolta va molto vicino all'1-4. Non entra un pallone per i ragazzi di Fazio. Altro rinvio elusivo di un gran Silvi oggi. Dicevamo della gestione delle energie da parte di Mennini, davvero ottima. È stato capace anche di assorbire l'inferiorità numerica causata dall'espulsione di Mafrica. Melandri, Marcucci scava la palla che Carelli stoppa elegantemente e se ne va lungo la banda destra. Carelli vede la corrente Melandri, vuole andare da solo, carambola e lo grasso. Poi Ceci se ne va alla grande sulla destra e conclude ad incrociare una grande accelerazione qui sulla banda di competenza di mister Di Fazio, che ci crede insieme alla Dilettanti Falasche. 1-4. Dormita difensiva della Pisana, che forse confidava nell'ennesimo intervento di Silvi, ma è stato preciso all'inverosimile. Il tiro ad incrociare di Ceci è stato uno di quelli che ci ha creduto fino alla fine. E qui perde un'altra brutta palla la Pisana. Ancora Ceci. Il consueto doppio passo, Tagliacozzo in qualche modo. Sarà comunque calcio d'angolo per i ragazzi in maglia verde, che rimangono in proiezione offensiva. Fanno rientrare Moncada, allargato su Cucuzza, quindi Del Brusco con la palla filtrante. Time out chiesto dalla Pisana sul punteggio di 4-1. Arbitro fischia, rientrano in campo le due squadre. Manca poco al termine della gara, almeno al 30° del secondo tempo. Per quanto riguarda i tempi regolamentari mancheranno 4 minuti circa. La Pisana calcio a 5 conduce per 4-1 contro la Dilettanti Falasche 3-0. Era terminato il primo tempo. Qui lascia colpevolmente lì il pallone Melandri, deve intervenire Silvi. Cucuzza,
Moncada, Del Brusco, Pisana tutta dietro, Silvi anticipa il gol certo sul secondo palo di Petrangeli e si è anche fatto male per andare in scivolata. Qui viene servito Petrangeli, è chiuso sul fondo ed è calcio d'angolo. Minnini è preoccupato per questi ultimi minuti, la sua Pisana comunque copre bene, ha subito il 12° gol in 6 partite, alla fine uno score che ci può stare nell'equilibrata Serie C2, girone B, giunto alla 6ª giornata. Nella prossima la Pisana andrà in casa dei rivalissimi della Spinaceto 70, altra trasferta per la diretta antifalasca in casa della Penta Pomezia. Cocuzza, fortunato, una prima volta, non una seconda, perché regala palla ancora a Ridolfi che la perde senza far fallo, continua a proteggerla Moncada, occhiataccia tra Moncada e Ridolfi, si prosegue. Del Brusco, scusate, Moncada, il suo tiro, è intervenuto Carelli, poi il tiro di Del Brusco, la attende lì, è a facile gioco Silvi che fa correre Carelli che se ne va alla grande lungo la sinistra, almeno fino all'intervento in scivolata di Petrangeli che conquista anche fallo laterale. E sicuramente Di Fazio in questo secondo tempo ha visto la reazione mentale di gioco e carattere da parte dei suoi ragazzi e andrà recuperato qualcosa in questo finale per quanto riguarda il tempo che si è perso per l'espulsione di Mafrica e per la discussione poi successiva tra le panchine, che ha fatto sì che si giocasse dal punto di vista del tempo effettivo davvero poco tempo, con la Pisana con l'uomo in meno. Qui Carelli sbaglia una palla facile su Melandri che certamente non lo ringrazia. Cocuzza, Ridolfi lo aspetta, allora Moncada, Petrangeli, Moncada, Ceci, Moncada, Ceci, l'uomo che ha riaperto la gara nel punteggio, se ne va, viene toccato da Ridolfi che poi va anche a dirgli qualcosa. Silvi, palla lunga, Lo Grasso in uscita, era andato a combattere Carelli, la porta era rimasta vuota. Il Pisana che si è un po' fermata, non manca molto. Moncada, ancora Moncada, tira contro Ridolfi, scatta il contropiede di Carelli, usa le braccia Cocuzza, va indietro da Lo Grasso, rilancio della disperazione, Silvi la chiama e la fa sua. Gran prestazione del portiere della Pisana, Melandri, concentratissimo Silvi, ha tenuto alla corda i compagni della difesa. Tagliacozzo che forse non ne ha bisogno di essere tenuto concentrato perché è tra i più continui del roster di Mennini. Fallo laterale giocato dietro, il tempo è trascorso, rimessa invertita, un po' di mancanza di concentrazione nella Pisana. Cocuzza, Ceci, se ne va Ceci, ancora sulla destra Ceci fino in fondo, rimessa dal fondo. Silvi, Melandri, Ridolfi in verticale da Simone Ridolfi che è rientrato, quindi Daniele Ridolfi. Possesso Pisana che viene girato infine con Melandri che cerca Simone Ridolfi, la chiusura secca da parte di Moncada, zoppica Ridolfi. Daniele Ridolfi, Marcucci, Melandri, Simone Ridolfi, Marcucci, va lungo da Melandri che la tiene in campo, ha ricominciato a gestire la Pisana, corrono ancora a vuoto quelli della direttanti, Falasche Moncada, secco su Ridolfi, intervento deciso, ancora Ridolfi su Petrangeli, il fallo laterale è
per la Dilettanti Falasche. Meschini, Ora è Simone, dopo è Daniele. Ceci. Marco Ceci da Meschini, non passa su Ridolfi. Meschini. Cocuzza. Scala Messinale. Di nuovo Meschini. 5 falli la Pisana, ma è brava per ora nel non commetterne. Melandri, fallo laterale. Lascia il fratino a lui Gizzi, che entra al suo posto. Ceci, Meschini, ancora Ceci. Ha energie da spendere, va da Petrangeli, poi vuol corrergli sopra, ma Marcucci è tra i più attenti e continui in questa gara, così come Tagliacozzo. Ceci, dal limite, riesce a liberare dentro un compagno e Cocuzza, l'ennesima buona uscita di Silvi. Poi Ridolfi la calcia contro un avversario, il possesso torna ad essere verde con le giocate di Ceci. Meschini, tiro dalla distanza, Silvi in 2 tempi, chiede scusa Cocuzza. Ha colpito al volto Cocuzza, Silvi che per fortuna non si è fatto male, ha chiesto immediatamente scusa a Cocuzza, molto sportivo. Gizzi, quando il triplice fischio del direttore di gara pone fine alla 6ª giornata del girone B della Serie C2, la Pisana calcio a 5 batte in scioltezza per quanto riguarda il primo tempo, con qualche sofferenza in più nel secondo, la Dilettanti Falasche per 4-1.